Per quanto riguarda gli strumenti da lavoro, abbiamo qui esposte una serie di armi, anzi una serie di oggetti definiti come asce. Questo esemplare di ascia è uno dei più recenti, anche cronologicamente e da un punto di vista tipologico, poiché presenta un occhiello in cui veniva inserito un manico, e questo è l'esempio che noi conosciamo anche modernamente, realizzato magari in acciaio. Questo è un esempio in bronzo ed è conosciuto, oltre che da alcuni riferimenti, anche tramite un singolo pendaglio avente proprio questa forma. E si tratta di una cosiddetta ascia ad occhio. Per quanto riguarda altri esemplari, questo è uno dei cosiddetti malepeggio, cioè dotato di un tagliente verticale, quasi come se fosse un'ascia, e dalla parte posteriore, proprio per questo il termine malepeggio, realizzato invece come se fosse quasi la parte di una zappa o di un piccone. Questo probabilmente veniva utilizzato per realizzare delle costruzioni o comunque per lavorare anche il legno. Secondo alcuni avrebbe addirittura un uso nella carpenteria navale. Vi è poi l'esemplare di ascia bipenne, come rinvenuta nel sito di Santa Vittoria di Serri, e tramite numerosi esemplari esposti in diversi musei dell'isola, tra cui ad esempio il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Semplicemente questo tipo di ascia, che presenta un foro passante per inserire il manico in legno, è uno strumento più che a uso, come dire, come oggetto per lavorare, era probabilmente soprattutto un simbolo, poiché dalle analisi effettuate pare che i due taglienti non abbiano mai subito la lavorazione necessaria, quindi l'incrudimento, per poter cozzare contro qualcosa. Qui di lato invece è presentata una sequenza di asce che vanno dal modello più semplice sino al modello più complesso. Si va quindi da modelli più semplici con una sola faccia ad esemplari con due facce, quindi realizzati con una matrice bivalve, essendo oggetti bifacciali, sino ad oggetti bifacciali che presentano delle nervature laterali e per tale motivo sono detti asce a margini rialzati. E qui elencati diversi modelli, dall'esempio più semplice con forma monovalve, quindi un oggetto monofacciale, a esempi già bifacciali, quindi realizzati con matrice bivalve, a oggetti cronologicamente un po' più recenti che sono ad esempio questo modello di ascia a margini rialzati e quest'altro modello di ascia a margini rialzati, che però risulta addirittura datato, anziché come questa al bronzo medio, al bronzo recente. Questi modelli venivano poi immanicati tramite un manico in legno che si inastava in questo modo sull'ascia.